intanto un grazie per essere qui per sostenere la mozione di sfiducia, grazie a voi. Vi abbiamo spiegato che essere un presidente credulone, babbeo come si autodefinisce, non è una consolazione per i sardi, perché abbiamo bisogno di un presidente che sappia parlare dei nostri diritti, però abbiamo la sensazione che questi abbiano la faccia, insomma, come altre parti del corpo, per cui terranno duro. Ci sono 40 interventi programmati, il voto sulla mozione di sfiducia sarà stanotte, quindi una lunga attesa. Loro diciamo danno segnali, qualcuno ne approfitta per fare l'occhiolino, stai attento che se non ci dai i posticini in giunta magari qualcuno di noi poi scappa, ma insomma sappiamo che il destino di questa mozione è tecnicamente segnato, quindi l'inizio oggi, non è che finisce la battaglia da questa mozione, esprime la volontà del centro-sinistra di ricandidarsi alla guida della regione. La mozione di sfiducia la ripeteremo tutti i giorni negli atti parlamentari, cercheremo di intercettare i voti dei tanti malcontenti che ci sono anche dalla loro parte, ogni tanto qualcuno di loro prova anche vergogna. Vergogna è morta! Si sono vergognati sul piano Casa 2 che liberava, si sono vergognati alcuni di loro sul piano del Casa 2, è stato un successo parlamentare, immaginate voi allora, se ci mettiamo rimaniamo sempre 80 con gli stessi numeri, se ci rimettiamo rimane tutto uguale. Di la verità, non è vero, dimettetevi voi e dal partito Se ci dimettiamo dimettetevi voi. ma comunque noi possiamo anche andare a casa, ho l'impressione che se andiamo a casa loro rimando, allora la scelta è ognuno di noi deve fare il suo dovere, ognuno di voi deve fare il suo dovere. Io ho detto prima, se mi fa parlare continuo se no vado via, se mi fa parlare continuo se no vado via, perché ho risposto per cortesia, non ho chiesto neanche di parlare, per cui io posso anche parlare. se non è gradito quello che mi cospetta. Cosa fai? Ti ritrinceri dentro, Pico? Cosa fai? Ti ritrinceri dentro? Lo sto spiegando, la mozione di sfiducia non è la fine della nostra azione politica, ogni giorno i cittadini, come manifestazione come quella di oggi, chi sta nelle istituzioni, battagliando ogni giorno per fare in modo che non si approvino leggi ingiuste o truffa. Immaginate il piano Casa 2. Il piano Casa 2 voleva liberare le cubature per il Ducchetto a Milasi News, quelle per il gruppo Benetton a Capo Carbonare, che il piano Casa 2 l'abbiamo bocciato. Ora, oggi non è la fine dell'azione, noi saremo qui fino a stanotte, faremo i nostri interventi, l'ho già fatto in aula, continueremo, ripeto, è l'inizio di un'azione politica che vuole ricandidare il fronte progressista alla guida della regione.